E siamo in apertura di trasmissione che ci vedrà in viaggio all'Asinara, ma dopo anche a Villaurbana per il Festival della Filosofia. Concluderemo parlando di agroalimentare e dei prezzi al mercato regionale dell'ortofrutta, ma adesso parliamo di auto così come facciamo ogni semestre per fare il punto della situazione, e lo facciamo con il nostro esperto Tonio Orione, che ci conferma che è morto il diesel. È morto il diesel in senso buono, nel senso che facendo così un'analisi dei dati dei primi 5 mesi della nostra area, quindi insomma la vecchia provincia di Cagliari su Sardegna e area metropolitana, sono state consegnate solo 132 macchine diesel su un mercato che è oltre 5.000 pezzi. È una notizia perché fino a qualche anno fa era impensabile che il diesel fosse così scomparso. Vi do il dato delle elettriche che sono in forte crescita, nello stesso periodo 820, quindi il mondo sta cambiando e ce ne siamo accorti anche in Sardegna. Dottor Orione, ma un tempo quante auto diesel si vendevano nell'area metropolitana di Cagliari? Beh, fino a, facciamo un conto, 10 anni fa erano la metà delle auto immatricolate era gasolio, quindi parliamo di 5-6 mila pezzi di auto a gasolio. Oggi è residuale, si vendono più auto a GPL che comunque sono in calo, sono state circa 150. Oggi il mercato è dominato dalle auto ibride, ancora dalle auto a benzina diciamo tradizionali, e la terza forza sono le auto elettriche che grazie agli incentivi hanno avuto un incremento di 500%, quindi si vendono 5 volte più rispetto all'anno scorso. È un effetto che andrà scemando perché sappiamo che gli incentivi diciamo, sono finiti e quindi si stanno targando quelle che ne hanno usufruito, però è evidente che il cambiamento stia arrivando. Io ne parlavo con un amico poco fa, Toyota ha abbandonato il diesel 7-8 anni fa e ci dissero che eravamo pazzi, poi il mercato ci ha dato ragione. Ecco, in questo momento storico siete i primi in classifica, nell'area metropolitana addirittura avete superato la Panda. Sì, noi abbiamo tutta la gamma ibrida, full hybrid, quindi diciamo il miglior prodotto che ci sia in termini tecnologici e anche in termini di risparmio energetico. Ovviamente il vantaggio competitivo accumulato in 20 anni da Toyota proponendo questo prodotto oggi si nota anche nelle immatricolazioni. Poi voglio sperare che ci sia anche diciamo, la nostra mano in termini di capacità di soddisfare il cliente chiaramente. Credo che sia importante per il telespettatore spiegare sempre qual è la differenza fra mild e full hybrid. Beh, si tratta di due motorizzazioni fondamentalmente diverse. Le vetture full hybrid, cioè quelle di Toyota e anche di altri marchi ormai, prima eravamo gli unici a farla, adesso in tanti si sono convertiti, hanno un motore termico come al solito e un motore o due motori elettrici che supportano quello termico per far consumare meno carburante nell'utilizzo normale, inquinare molto meno e dare prestazioni tali che la macchina possa viaggiare anche soltanto con i motori elettrici. Poi ci sono le mild hybrid che sono vetture tradizionali che hanno un piccolo motore decisamente più semplici, che consentono però di ridurre i consumi diciamo, alle basse velocità, soprattutto in fase di spunto, e consentono alle auto di inquinare meno e quindi rientrare nei parametri obbligatori della Comunità Europea. Oggi quasi tutte le auto sono almeno mild hybrid, ci sono ancora vetture a benzina nelle piccole cilindrate o alcune vetture diciamo, un po' più datate che hanno ancora motori termici senza neanche l'ausilio del mild hybrid, ma appunto stanno andando scemando come disponibilità, cioè le case non le propongono quasi più. Ma l'usato diesel è ancora di successo? Il mercato dell'usato è un mercato che io amo definire leggermente in ritardo, chiaramente il cambiamento lo si nota sui motori diesel nelle vetture nuove, anche perché ci sono meno vetture diesel nei listini,
Sul mercato dell'usato è ancora richiesto, perché chi cerca l'usato non cerca l'innovazione o l'ultimo modello, cerca una vettura che soddisfi le proprie esigenze, che non costi troppo, e quindi il diesel usato si vendeva tranquillamente. C'è da tenere presente che l'aumento dei costi del carburante e il fatto che oggi il gasolio costi più della benzina, a chi non fa tanti chilometri inizia un attimino a preoccupare, però c'è ancora forte richiesta di diesel usato. Lei ha parlato prima di incentivi che vanno a cessare. Recentemente il ministro Urso ha detto che rimarranno solo per i mezzi commerciali. Ma fondamentalmente questo governo è un pochettino ambivalente sulle politiche legate agli incentivi del mercato dell'auto. È stato fatto lo scorso anno un decreto che promuoveva l'acquisto di vetture elettriche anche per, diciamo, stare dentro dei parametri di transizione che sono stati richiesti al nostro Paese, e si è voluto agevolare soltanto, diciamo, le vetture per le famiglie. Adesso ci si è resi conto che lo stesso tipo di provvedimento è necessario forse anche nei veicoli commerciali, che già hanno una buona richiesta di vetture elettriche, perché comunque soprattutto per i brevi tragitti sono molto più economiche e pratiche nell'utilizzo delle vetture, dei veicoli a gasolio. Quindi il Ministro ha annunciato, ma non è neanche chiaro come, quando e perché, ma sicuramente i prossimi interventi saranno fatti sui veicoli commerciali. Ci avviamo alle conclusioni, Orione. Oggi qual è il metodo con maggiore successo? Come si vende l'autovettura? L'autovettura, anche in funzione del fatto che i prezzi in questi anni sono un po' aumentati, tu hai anticipato che parlerai di prezzi dei beni alimentari, anche noi abbiamo subito chiaramente degli aumenti dei costi delle vetture, perché c'è stata, diciamo, ci sono delle grandi aggiunte tecnologiche sulle auto. Non è che le case vogliono guadagnare di più, le auto sono molto più complete, quindi più costose, per cui il cliente medio ormai utilizza l'acquisto con un finanziamento nella quasi totalità dei casi, anche perché insomma non è normale, ormai la gente ha capito che è inutile tenersi da parte i soldi in un cassetto o in banca che non rendono niente per poi pagare la macchina in contanti. Si acquista a rate con soluzioni che generalmente prevedono una rata non troppo alta per chi cambia la macchina ogni 4 anni riacquistandola dallo stesso marchio con condizioni molto vantaggiose. Poi ci sono altre formule finanziarie, ma sta prendendo sempre più piede il noleggio, inizia a essere richiesto anche dai privati. È una soluzione comoda perché consente di capire esattamente quanto ti costa la macchina, perché dentro la rata del noleggio, che è come la rata del finanziamento, ci sono tutti i servizi, le assicurazioni, i costi di manutenzione, le sostituzioni dei pneumatici, quindi uno sa esattamente: spendo 500 euro al mese, facciamo conto, avere quella macchina mi costa 6.000 euro all'anno più il carburante. Quando la si acquista con altre formule o addirittura pagandola in contanti non si ha ben chiaro quale sarà il costo della vettura, quanto si svaluterà, quanto mi costerà in assicurazione. Quindi il noleggio è una formula, viene detta, senza pensieri, perché non ci sono sorprese. E sta prendendo sempre più piede, perché alla fine quello che ci interessa è avere un'auto che ci è comoda, disponibile, sapendo esattamente cosa costa. Domanda finale di rigore. Guardiamo avanti, i prossimi 6 mesi, il secondo semestre del 2026 come sarà per il mercato dell'auto? Guarda, è difficile fare previsioni perché io sono un tipo molto prudente. Nelle precedenti trasmissioni ero meno ottimista di come poi i risultati sono stati importanti, perché comunque il mercato sta facendo un 15-20% in più nella nostra zona. Era un qualcosa di abbastanza insperato. Chiaramente con tutti questi chiari di luna e notizie del mondo globale che ci coinvolgono, sono aumentati i tassi 0,25, è un problema per tutti quelli che hanno un mutuo, è un problema per tutti quelli che si vogliono comprare l'auto a rate. Noi speriamo di mantenere questo contatto col mercato e che la clientela sia stimolata a sostituire le auto, perché ci sono ancora, non lo abbiamo detto, sempre più auto molto vecchie in circolazione, basta guardarsi intorno
per strada io vedo circolare auto che hanno 20 anni, magari vendute da me quando ero ragazzino, mi fa piacere, però fa capire che ci sono troppe auto vecchie, inquinanti, pericolose, poco sicure per gli occupanti, quindi speriamo che il mercato continui a crescere.